Gentili, nella Rosa del Pugno vi sono componenti internazionali, internazionaliste, una componente socialista e una componente transnazionale, come si preferisce dire a proposito dei radicali. Come vedete voi questa questione? Ritenete che un gesto di riconciliazione internazionale sia alla portata? Ma io direi di sì, però vorrei ricordare poi concretamente le battaglie che abbiamo fatto. Noi abbiamo avuto a pochi passi da noi una tragedia immane che è stata quella della ex Jugoslavia. Noi siamo stati per l'intervento, per quanto siamo dei non violenti, quando c'è una feroce dittatura che cerca di sterminare un popolo nel peggiore dei modi, ci deve essere, se non è possibile altro strumento, anche l'intervento armato. Ma quello che è più importante è che noi ci siamo battuti per la creazione di un tribunale internazionale contro i criminali di guerra. Anche per questo, infatti abbiamo raccolto le firme, poi è stato catturato Milosevic e processato all'Aia. Quindi a partire dagli errori del passato bisogna capire cosa fare. La creazione di organismi internazionali che possono intervenire e punire i peggiori criminali è una delle cose che dobbiamo fare e dobbiamo rafforzare, come è necessario inevitabilmente una riforma dell'ONU, un esercito internazionale e ovviamente il deperimento degli eserciti nazionali e dei poteri degli stati e dei nazionalismi. Quindi organismi internazionali che operano come organo di polizia internazionale per dirimere le questioni.